Un saluto Aquile e bentornate a nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione di Aquile dal Friuli che va in onda su Telepordenone tutti i martedì sera alle 20.45, canale 15 e in replica il mercoledì mattina. Vi ricordo per l'ennesima volta quella che è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, che è aquilelibere.info@gmail.com. Questa sera ci ha raggiunti nuovamente il nostro amico Gianni Stelitano. Ciao Gianni, che ho il piacere qui di avere di affianco a me. E l'ultima volta abbiamo affrontato un argomento, insomma, il principale argomento che noi affrontiamo qui alla nostra trasmissione, che è la friulinità, la difesa dell'identità friulana e del nostro popolo. Stasera con te, siccome so che sei un corridore, sei un runner. Sì, come dicevo l'altra volta nel mio piccolo, esatto, cerco di difendere. E so che si può essere, e lo vedo anche da te, insomma, anche dalla piccola Zoe che è qui accanto a te, che si può essere friulani anche nello sport. Perché tu, la tua particolarità, insomma, è una scelta da qualche anno a questa parte, è che tu giri per il mondo. E cosa porti in New York oltre all'attrezzatura sportiva? Questa qua. Cos'è? Vediamo un po'. Vabbè, è nata un po', raccontaci un po', quasi per caso, se vogliamo. Il primo anno che ho fatto la maratona di New York, quando ero ancora brutto e grasso, adesso sono solo brutto, diciamo, avevo portato con me la bandiera e l'avevo tenuta con me come portafortuna, sempre pensato che quello che si è sia giusto tenerselo e magari anche diffonderlo. Per cui avevo portato con me la bandiera e volevo arrivare al traguardo con la bandiera perché era comunque una sfida molto importante per me a quel tempo. E sono arrivato al traguardo con la bandiera del Friuli e da lì è diventato un piacere, dove mi trovo a correre e avere il piacere di correre anche con altri amici, con tanta gente. La porto con me e mi piace l'ultimo. Anche in Italia? Soprattutto in Italia, non è che giri il monte, sì, non è che sei proprio così, però insomma, là che voi la parti con me, l'ultimo chilometro la tiri fuori, la svintuli. Curiosità mia, le persone ti hanno chiesto che bandiera è, che cos'è, in giro per l'Italia? Sì, tante in fas, mi domandano se bandiera che è, io dico la bandiera del Friuli, insomma, hai la fortuna e il piacere di correre con altre persone, vengono invitati spesso con i nostri gruppi, infatti stasera mi metto sulla divisa dai rianimatori in corsa, chi saluti se mi permettete, e viene un gruppo di runners rianimatori e non si invitano per correre fondamentalmente per fare il lavoro al covente, per cui non si vede un po' in tutta Italia e la che i parti la bandiera e lì di la verità la bandiera viene spesso riconosciuta, insomma i furlans sono un po' perduti. E mi rendo conto che la bravura di essi furlans e soprattutto la voglia di dirlo è più forte talain che è fur, piuttosto che sono qua. Ormai io ho il piacere insomma di essere riconosciuto un po', che anche so la bandiera che sia corso io, e vabbè, non è che la mostri, che la butti, è un disegno un me vezzo, via, sì, esatto. un me piacere. Per cui viene riconosciuta, le BL sono tanti che hanno la bandiera fuori, tanti squadre si dicono hanno proprio le aquile come tal simbolo in qualche maniera. Però alla Corea, torpa l'Italia, ma c'è fu tanti volte si viene riconosciuta, la bandiera viene riconosciuta, che è una bella roba, che mi ha sempre fatto un piacere. Addirittura una volta a New York, mi ha avuto il piacere di fare tanti volte, 5 volte mi pare. Da una di queste edizioni, ve la bandiera intorno sempre per cercare il frescut. I sentiti che acclamava, che diceva Furlan, Friuli, Barforce Friuli, eccetera, per cui di che era a Viodi, insomma, ma non a Coder, a New York, insomma, è stata una sorpresa, biele, ma insomma i Furlan sono un po' perduti, per fortuna purtroppo, e la bandiera viene riconosciuta. La stessa nobile, se posso dirlo, scelta di portare la tua bandiera in giro per l'Italia e anche per il mondo è un'idea secondo me straordinaria, stupenda, ed è parificabile a quello che noi possiamo fare tutti i giorni anche nel nostro piccolo, a casa nostra, sul nostro posto di lavoro o quant'altro, cioè esporre, noi lo diciamo sempre qui a Aquile Libere e noi di Aquile dal Friuli, esporre sempre la bandiera anche fuori dal balcone. E non la vedi la bandiera fuori, è fruiale fin dal team, sì? È il mio Celestina. Allora Zoe, so che anche tu accompagni il papà per le corse, per le marce, no? Sì, a volte vado col papà, ho fatto un po' di corsa anch'io, ma niente, faccio atletica. Ah sì? Sì. Che fa bene? Sì. Ma la porti anche tu questa ogni tanto in corsa?
Sì, l'ho portata particolarmente a una maratona. Beh, 10 km ha fatto, ha sbagliato strada, Ho sbagliato 16 strada km sono pochi. facendo- Sì, non li faccio neanche io, Sì. Sono partita con l'intenzione di fare 5 km. Sì. Per tutto quanto per fare 5 km. Appena partiti, fatti 5 km, c'era un cartello che diceva quelli delle 5 girare a destra, a sinistra cioè. Io ho sbagliato strada e quelli dei 10 dovevano andare dritta. Non ho visto il cartello e sono andata dritta. Ho fatto 10 km. Senza neanche una piega tu, immagino, alla fine. Qualche piega l'ha fatta. L'ha fatta, Però sì. era un po' caldino, ma c'era la bandiera, Sì. C'era al traguardo, Sì. hai indossato questa bandiera Sì. qua. Complimenti, bravissima. Ma le sorprese di Gianni non finiscono qua. Ce n'è un'altra che bisogna sfornare. No, madonna, assolutamente. Tu sei laureato Sì. in? Scienze motorie. Perfetto. E qual è la tua particolarità? All'epoca della frequentazione degli studi, Ho capito dove vuoi arrivare. della tesi, no, lo lascio dire a te perché giustamente No, vabbè, fa più effetto. ho Ecco, avuto detto. il piacere di essere il primo laureato dell'Università di Udine in Parfurlan. Infatti, tutto il mio percorso di studi domani potevo fare Parfurlan, quindi gli esami sorai e fai Parfurlan, la discussione della tesi le fate Parfurlan. E speri che puoi dirsi un veicolo per dire a tanti giovani che studiano in università che si può fare. Non è tutt'altro che una forzatura. Cioè, in che senso, come posso dire, visto che stai sbagliando, all'inizio non sapevi come che avresti reagito gli insegnanti, anche avresti detto che volevi giocare a Parfurlan. E di dire la verità, hai avuto due riscontri positivi. Hai fatto 12 anni, io gli esami sorai, fai Parfurlan, insegnanti sono stati informati dal rettorato e tutto, e non è un che vedi dite alc, anzi, di la verità, è stato tutto più che entusiasta, una roba un po' particolare, se volevi una roba nuove, che non vorresti essere il contrario tante volte, però lì è di dire la verità è stata veramente biel perché mi sono sentito accettato, mi sono sentito la mia idea come una roba biel, ecco, ricordavi, ecco, nessuno l'ha mai detto una parola, anzi un'altra roba, la discussione della tesi è stata più che una discussione di laurea, è stata una chiacchierata fra amici magari no, ma una chiacchierata cordiale per Furlan in varie lingue, sì, su aspetti tecnici, sanitari o comunque scientifici, tra virgolette, ma però bene, ecco, è stata veramente una delle più belle soddisfazioni che vedi mai avuto in che senso. Il Furlan è un elenghe, ho detto giusto? Il Furlan è un elenghe. Il Furlan è più di un elenghe, secondo me. Il Furlan è una certa identità, è un numero di telefono, è un tratto somatico. Il Furlan è il nostro essere, le nostre prime forme di espressione, ma anche visive, non in Furlan, la nostra lingua va a essere parlata perduta. Come che fanno giustamente le altre comunità, i sardegnoli, piuttosto che gli altoatesini, piuttosto che i ladini o atis. E noi vorremmo essere più attenti a questi rovi. Se domanda manco scusa quando lo prima, a noi imponilo. I vini fa capire, no, che tutto sommato il piacere di sostenerlo, che non vogliono imponi noi. Per già di bocce a queste scuse, a che hanno voglia di fare uno scrollo che non si che vogliono imponi, o che soprattutto che vogliono distaccarsi. Io non so un di che domanda l'indipendenza. Io so un che domanda la possibilità di essere furlani in furlanie e dopo anche essere furlani per il mondo, perché non si può dire neanche che col furlano non si va tanto lontano, non si può girare il mondo, ma si può vivere migliore qui. Sbregavi le radici a coppe la pianta, invece le radici sono forti, se le radici sono forti a fare resistere la pianta a ogni aria. Io mi sono sentito poi furlano. In cima poi Furlan anche hai avuto la possibilità di poter girare l'Italia, il mondo da chi sono stato. Non hai mai lasciato la melenga, sempre partate come tanti altri, sono solo i miei odiati. Però in verità di fare capire ai frus e a chi che cresce in frus
con la paura di insegnare o di cercare di far furlan pensando di dare di poco valore, no? La lingua, la cultura, il sentirsi furlan sono di essere pandut fur senza paura. Dopo si infurtica i vindi imparare a rapportarsi col mondo e le che speri che faccia il mesfisma, tutti i frus. E a dal Friul, dall'Ivenza al Timavo, dall'Adriatico all'Austria si farà portavoce anche in regione di tutti questi argomenti, di tutti questi aspetti. È un lavorone duro, hai ragione, tutto sulle proprie spalle, è un lavoro duro. Ma lì verresti di mettersi d'accordo, no? Ecco, gli essi furlan, se furlanis, alla tantissimi, tanti musi, vi vedo, non vi vedete che 3 volte. I varesi di limai cianton, se tentate la propria d'accordo, tentate di diventare furlan, magari certassi qualche d'un mola alc, e fare in maniera di certassi tal miez, ma se quel che si sempre colas purtroppo col divide a timpera, no? A 30 veniva vecchia dinus, c'è che viene di fa, e non vi sapete signor sì a che veniva di fuori. Allora i vindi certa la quadra e certassi da un tal miez, e dici chi si incese nestre, ma non per paravia che altri, ma per dici non si così. La sai non si esti c'è chi si impara, c'è chi si sta così. Vignit che la porta è vierte, ma non stai tentare di fare uno scrolli di essi al che altri. È difficile perché prendi tutte le regioni, quindi fa queste baruffe. Quei politici furlans che c'è l'immasse spesa c'è dre, piuttosto che il gru e si schierano dalla parte al più forte, quindi essi furlans è difficile il successo a spies. I triestini non sono così. I triestini di drette di ciampe, quando si tratta di tirare sulla bandiera rossa, loro lo fanno e si chatin d'accordo e se Silvio, in sostanza. Vediamo se qui in Luvio Ding, fa che vuole, chatin si tal miez, furlanis o furlans. Voti furlan, ma sì, perché votare, dopo vengono di conseguenze. I versi di esilo e vonde, non le fatture, i versi di esilo non è paura, non è vergogna, dopo il team per farsi al volo. Io ringrazio Zoe prima per cavalleria e poi Gianni e vi aspetto per una prossima puntata. Ah sì, se non vedi qualche d'un altro, però la coda è lunga ma volentieri vi aspettiamo. Grazie ancora. Grazie a voi. Mandi.